Bene, abbiamo qualcuno in onda. Buongiorno, pronto? Pronto? Abbiamo qualche problema, pronto? Eccoci qua. No. Sì, troppo perso, Sì, c'è stato un piccolo problema. C'è stato un piccolo problema tecnico. Fratello, come tutto, sì? No, fratello, adesso. Sei mio fratello, No, allora, sì, troppo perso come mia. Ascoltami, Jonathan, ti ho dato l'autorizzazione per potermi dare tranquillamente, serenamente dell'ompare, ma del fratello magari ancora neanche tanto. Mi sto accettando di sta moneta. Ma no, per carità. Vabbè, dai, tanto passo, ti porto una cosa bella. No, ti ringrazio, guarda, ti ringrazio troppo. Scusa mia, sì, vabbè. Ti ringrazio. Non rifiuto questi cosi, mare. No, ma io non è che rifiuto, insomma, sono uno di quelli che diciamo parlo un altro linguaggio, capito? Cioè sono di un altro convento, ecco, perché di un'altra parrocchia non mi piace. Parrino? No. Mare, non ci posso credere. No, diciamo che io No, ma allora, mare, ma procurare un po' di incenso. Ma io non mi sono fatto parrino, volevo dirti soltanto che io orbito in altre zone, capito? Mare, tu in sei troppo perso, orbiti perché dipende, mare. Ma che dipende, mare, orbiti, ma la vuoi smettere? Ma la vuoi smettere? La domanda? Prego. Tu che capisci di radio? Sì. Capisci di radio? Sì, abbastanza. Allora, mare, tu che capisci di radio? Sì. Ma tu ne capisci di radio? La vuoi smettere? Ma siamo sicuri che ne capisci? Faccio questo di mestiere, ne capisco, è una parola grossa. Ok, mare. Allora, Mare, sì, tu che ne capisci di radio? Ancora? Mare, ma Radio Maria è una radio mia. Mare. Radio Maria, no, vabbè, ti spiego, è una nozione tecnica. È troppo bella, Mare. È una nozione tecnica. Radio Maria, Mare, è la radio mia. No, è una radio comunitaria, è una radio a sfondo religioso, capito? Ah, non è Maria? No. Ah, Maria l'altra? No. L'altra Maria? No. La Madonna, No, è la Madonna, esatto. Allora è una radio religiosa? Sì, dicono... Ma non ci vogliamo dire! Non ci vogliamo dire allora. No, dicono recitano il rosario. Siamo troppo pesci, noi il rosario conosciamo solo di quello parcheggio, si chiama rosario, il amici Saro. Bene. Poi insomma ci sono le telefonate degli ascoltatori, dicono delle preghiere, insomma partecipano un po' alla vita comunitaria di questa emittente radiofonica. È seria, Bare. Sì, decisamente sì. Non c'è con noi. No, decisamente no. Non c'è con noi. Decisamente no. Gira quando i camasti ce ne pesciamo da casa. Perché? Che è successo? Troppo bello. Che è successo? Vale, ultimamente i soldi non ci sta dando più perché da pagella mare c'avevamo di troppo sì, pesci. mi ricordo. Mare, tu dici no che picchiamo meno lui in italiano. Esatto, che voglio dire. Non si può picchiare meno lui, mare, sono storia di Reci, mare. Storia di Reci, c'hai. Troppo bello. No, Reci di storia. No, mare, c'hai storia di Reci, mare. Comunque, Mare, mi stai sentendo? Ti sto sentendo benissimo, credimi. A girani consumiamo pizza. Che è successo? Perché Mare ci dici, Mare, ma come non la spaccare adesso? Mare, i soldi non ce n'è. È caro, è un problema quotidiano, perché non so, nelle famiglie di solito la sera ci si riunisce e dice che mangiamo stasera, poi come non la spaccare adesso? Sembra anche giusto. Chiamava un amico conosco, Pippo Lambretta. Chiami la Lambretta, Mare, che c'era stato Sopacci, che ci lava la stato giornando. Mare, la Lambretta, troppo bella. Che colore? Arancione per caso? Mare è Bondò. Ah, fantastico. La Lambretta Bondò, ma troppo bella, troppo consumata. Ci diciamo Pippo Lambretta, metti a moto. E tu dici, non vuoi chiudere, perché tu vai a così, come parla? Non vuoi chiudere, Pippo Lambretta si chiama. Non vuoi chiudere, ci dici, Mare, la macchina non ti bane, mettila su per il cavallito. Mare, mettila a moto. Mare. Ci allippiamo una bomba, andiamo a mita, ma mi spaccava la testa con il fumo. Ma siete impazziti, tra le altre cose. All'incavati si ricuciva a casa, pareva una bissina, un mare di smettetela, pericolosissimo, perché tra le altre cose ritengo che la Lambretta non abbia né un catalizzatore, ma neanche il miscelatore olio-benzina automatico. Ma chi ci interessa all'incavati? C'è chi può dire che capitava magari so di ragazzina, mare. Troppo bello, mi spaccavo,
meglio. Ha dovuto spendere dei soldi per il tubo, perdona. No, ma i soldi la possiamo spendere per bissare la lambretta. Per dire... tu bestia, ripippo lambretta. Sì. Si mici subito la lambretta, subito cavallito, mici Sì. a moto, si resti quasi accelerati. A un certo punto si votava e dici, guarda com'è, tutto a posto. Guarda, Pippo Darici, sai città un ciò passare in terreno, in dosellino, ma scauto cavallito, gli ha volato con tutta la lambretta, E dalla voce immagino che Lambretta sia un po' corpulento, insomma. È una specie di animale. Una specie di animale. Da con tutta la lambretta, io dalle 127 che era posteggiata di facci, pare, c'ha consumato. Tutti i veicoli di un certo livello, comunque. Vabbè, da piazzetta chi bocciuare, pare, 127. Ma scusa, tu dici sempre che in piazzetta c'è la tipo. No, c'è un tipo, mare, Rosario. Tipo, uscendo in Rosario, che non c'è con Radio Maria, però. No. Rosario Saro, mi conosci, un tipo no parcheggio. Vabbè, quindi non la Fiat Tipo. Non c'è Genendi, sai com'è, io un po' ingenuotto, così ho pensato per un attimo. Ma c'ho poco consumato. Io sono ingenuotto, guarda. Ma puoi esci che ti viene a fumare quando eri Nico? No, decisamente no. No. Sei sicuro? Sicurissimo. Ma tu sei stato mai in Pakistan? No. No, Marocco? A fare che? Neanche per turismo, guarda. C'era un mio amico, ma per me è l'amico. È un soprammobile, non più di tanto. Ma sei impazzito? Ma la vuoi? Ma Jonathan, ma che fratello? Ma non ti ho mai autorizzato a chiamarmi ma assolutamente no, non ti ho mai autorizzato a darmi. Ma guarda che siamo alla radio, ci ascoltano, non dico migliaia di persone, però centinaia sicuramente sì. Lo capisco, però insomma non è che posso. Vabbè, già sentirmi da solo mi darebbe fastidio, no? Comunque posso salutare a Lambretta. Salutalo. Lambretta, ti saluto tutti quelli del reparto. Il reparto quale, scusa? Già è stato ricoverato, quindi. Certo, mare, si restriso. Bene. Certo, da Paolo, mare, che 127 c'ho pure una come macchina. Mare, quindi... ti pare che hai macchine di ora? No, decisamente no. Ma sono fatta plastica, mare. No, decisamente no. Quando 127 è meglio che andare a pavendo muro, Effettivamente ragione. Quindi li salutiamo, sicuramente il reparto di ortopedia o chirurgia, ma spero ortopedia soltanto. Tutto lui, Maro, mi sono mezzo qua e mezzo da, perché c'ho pure osso. C'ho pure osso, poi si rompivo tutto. Mamma mia, fa impressione questo racconto. Pippo Lambretta, ti saluto, parte 1 e parte 2. La parte 1, Pippo Lambretta A e Pippo Lambretta B, ho capito. Vai, chi ci sta mettendo? Ho messo la canzone di Giovanotti. Giovanotti? Sì. Ma lei ce l'ho messo, Giovanotti. Baciami ancora. Ma chi so, quando scrivi canzoni sai chi sta via, mare? Ma no, si fa l'acido, mare. Ma scherzi, Giovanotti. No, un viso così. Ma no, un viso così pulito. Ma quali pulito, mare? Chi sei troppo messo? Lo senti come farà? Un invece è impossibile. Mare, ci mancano qualche 4 consonanti. Giovanotti, su campava mai chi poi giorno ti vinneva io 4 consonanti, mare. Un riflesso di sole sull'onda di un fiume, son tornate le lucciole rosse.